Buonasera, Alessandra Moretti, la portavoce vista da vicino questa sera a X News. Buonasera Moretti, ben ritrovata per la prima volta a X News sotto un'altra veste, quella di portavoce del Comitato per Bersani. Allora, in collegamento telefonico dovremo avere Ario Gervasutti, direttore del Giornale di Vicenza. Ciao Ario. Ciao, buonasera. Allora, siamo qui con Alessandra Moretti. Allora, come si sta comportando dal tuo punto di vista? Beh, innanzitutto ha preso un'iniziativa, a mio avviso, lodevole pochi giorni fa, quando ha rinunciato a metà del suo stipendio, se così si può chiamare, da vice sindaco, in quanto metà del suo tempo in questo momento lo sta dedicando alla campagna per Bersani. E questo credo sia un segnale comunque positivo. Mi fermo qui perché non vorrei che potesse sembrare come un endorsement nei suoi confronti, però insomma ritengo che soprattutto di questi tempi segnali del genere siano necessari. Ha fatto una scelta di campo netta e precisa. È una cosa strana, devo dire, non le ho mai chiesto personalmente come mai, pur essendo lei un esponente, diciamo, di una generazione giovane, se così si può dire, dei politici, di una generazione politica giovane, come mai non è stata istintivamente portata verso il giovane, tra virgolette, Renzi? Allora sentiamo cosa dice, visto che è qua. Intanto saluto il direttore del Giornale di Vicenza e lo ringrazio anche per questa domanda che mi fa. Ma io ho lavorato molto in questi 3 anni e mezzo in direzione nazionale e devo dire che ho scelto, anche nel 2009 ho scelto di schierarmi per Luigi Bersani, quindi non è una novità che io oggi insomma, lo individui e lo indichi come persona migliore per la guida del Paese. L'ho visto lavorare in questi anni, ho visto quanta pazienza anche ha avuto e quanta autorevolezza ci ha messo nel tenere insieme il partito, nel stimolare un confronto e un dibattito, ma nella capacità di raggiungere sempre una sintesi e una mediazione tra le diverse posizioni e conosco, come tutti insomma, anche quanto ha fatto e che tipo di scelte ha fatto quando è stato ministro, cioè mi pare che Pierluigi Bersani oggi possa coniugare quello che serve al Paese per uscire dalla crisi, che è una tenuta dei conti e un rigore nella tenuta dei conti, ma anche molto coraggio nel promuovere crescita, lavoro, occupazione, sostegno alla scuola, al welfare. Ecco, io credo che in questo momento la partita in gioco sia molto alta. Credo che tutti quelli che stanno partecipando alle primarie siano delle ottime personalità politiche che avranno magari in futuro anche incarichi importanti e che rappresentano, per quanto riguarda quelli del PD, delle persone che sono delle risorse vere, come Renzi e Puppato, ma in questo momento dobbiamo scegliere il candidato premier e devo dire che sono sicura che da questo punto di vista sarà Pierluigi Bersani che garantirà anche il rinnovamento e quindi una squadra di governo che magari vedrà insieme autorevoli competenze ed esperienze consolidate con qualche innesto di figura insomma giovane. Ecco, volevo chiedere